Benvenuti cari amici dell'arte alla mostra personale di Ennio Bastiani, Esplorazioni umane a Mantova, Casa del Mantegna. Una trentina circa di opere caratterizzeranno l'iter dedicato alla bellezza, alle sensazioni, alle emozioni, a tutto quell'universo complesso che caratterizza il mondo femminile. L'artista va ad individuare non una forma fisica, ma una concettualità emotiva che ogni donna esprime. Ennio, quanto è difficile rappresentare tutto questo, visto che entriamo all'interno del mondo delle donne? Diciamo, il lavoro è stato molto duro e continua a esserlo. Io mi impegno tantissimo in questa mia idea perché voglio trasferire quelle sensazioni che io credo che certe donne, oppure le donne hanno e vogliono trasmettere anche alle altre persone. Infatti le mie opere non sono esaltazione del corpo femminile, perché il corpo femminile è usato soltanto per trasmettere appunto i piaceri, i dolori in alcuni quadri e altre sensazioni, alcune altamente erotiche che però mai volgari. Io cerco un lavoro molto contorto, è difficile anche da spiegare sinceramente, però voglio che il fruitore delle opere o chi le guarda non resti lì, cerchi di approfondire la tematica da un quadro e quelle esaltazioni che una donna o un adolescente in alcuni quadri vogliono dimostrare, perché alcune sono rappresentazioni fisiche, altre invece sono immaginabili. Senti Ennio, possiamo anche dire a livello metaforico che tu vedi comunque queste sensazioni, questi sentimenti femminili come quasi ci fosse una donna al di là di un vetro ziglinato o comunque che crea poi degli effetti ambientali che tu crei con grande passione, ma nel senso sentimento, quindi di cuore, di mente, ma nello stesso tempo anche di forza della stessa femminilità, che è sempre un enigma, soprattutto per noi uomini. Su quello hai perfettamente ragione. Io cerco appunto di trasmettere qualcosa, cosa che ho nella mente. Non diciamo che sono uscite adesso perché ho avuto un percorso abbastanza vario, diciamo che sono cose, anche alcune che derivano dalla gioventù di 50 anni fa, quando 50 anni fa chiaramente il massimo che potevi di avere da una ragazza, scusate la cosa, era sentire il profumo che aveva addosso, perché per il resto si fermava lì. Mi sono rimaste forse queste sensazioni che io, anche se mi basavo ad annusare, non è che fossi un cane, ad annusare, a percepire questo piacere, e mi immaginavo delle altre cose che purtroppo 50 anni fa, quando ero giovane, non potevano essere, sinceramente finiva lì la cosa, e allora me le sono tirate dietro. A una certa età, 70 anni, posso finalmente esprimermi, nessuno può dire niente, esprimo quelle cose, le sto tirando fuori. Dopo chiaramente il mio rispetto per il corpo femminile, per la donna, è ai massimi livelli, e quindi quello che rappresenta sono soltanto sensazioni mie, piaceri che chiaramente un artista cerca di trasmettere sulla tela. Qui in fianco a te abbiamo un assemblaggio di legni. Sono un percorso abbastanza piccolo rispetto alle tue opere, parliamo, sì, che comunque dà una forza e c'è un po' un rimando a questa scomposizione figurale che tu comunque riesci a rendere con grande effetto. Sì, le opere, gli assemblaggi rispecchiano un attimino tutti i pezzi, le mie divisioni nei quadri e le donne divise. Qui sinceramente non ho mai provato
che ci tenevo a trasmettere, fare un assemblaggio di legno di una persona e così. Però ecco, vogliono rappresentano, ecco, non è che parti con un'idea tranne diciamo Mustang che è una testa di cavallo, questo ecco io l'ho chiamato bucefalo, diciamo ecco purtroppo diciamo le sculture, sì purtroppo le sculture ecco non partono da un'idea, cioè si parte da un basamento e guardi a secondo i legni, i pezzi di legno che hai lì, li formi e si costruisce qualcosa, ecco. Dopo è un qualcosa che però possa piacere, chiaramente ecco, non è che ci sia uno scopo, io costruisco per scolpire, per fare qualcosa, no. Vengono degli assemblaggi quando mi piace, perché come tutte le mie opere, se non piacciono a me non le metto in esposizione, perché prima devono piacere a me e soddisfarmi personalmente, ecco, non è che faccia il quadretto diciamo tanto per fare. Chiaro, comunque tu vai anche a scomporre una realtà per poi ricomporre attraverso la tua gestualità, perché comunque è un'opera che viene montata e da lì poi crei tutto un mondo a sé stante. Grazie a tutti, scusateci la nostra distanza, ma per le norme Covid cerchiamo almeno di non essere proprio come un'intervista abbastanza vicini quindi siamo anche sfalsati, soprattutto in un periodo come questo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Un saluto, a presto. Altrettanto, venite parecchi a vedere e esaltarci un po'. Che ne abbiamo bisogno in questo momento. Grazie a tutti nuovamente, grazie a Ennio. Grazie anche a lei. A presto. Ariosità diversa, caratterizzata da forma e colore. E il titolo? Il primo piano di Casa del Mantegna crea un iter di esplorazione. Ennio Bastiani è l'artista che
va in ogni singola opera indagare la femminilità, però al maestro non gli interessa essenzialmente la figura per se stessa, ma entra nell'universo complesso della donna. Quindi in ogni singola opera lui cerca di definire attraverso forma e colori un mondo enigmatico che lui cerca di esplorare assemblando e unendo in forme e colori, come poc'anzi affermato, per creare in un ambito biologico naturale una composizione che rimanda alla complessità dell'universo femminile. Quindi la pittura di Ennio Bastiani deve essere analizzata attentamente perché cela in ogni singola tessera dei significati che vanno ad evidenziare soprattutto cosa una donna prova, quindi la sua ansia, la sua felicità, il suo dolore, la gioia, ce la scompone in una nuova realtà.